Bene, veramente un caloroso benvenuto a Vicenza da parte mia, da parte della mia giunta, del direttore Piero Devoto. È un vero piacere ospitarvi in questo ultima sessione di questi 3 incontri che abbiamo fatto, incontri che hanno veramente una valenza trasversale per tutte le categorie, per il nostro agire quotidiano, perché credo che l'ecosistema nel quale viviamo mai come in questo momento sia sottoposto, soprattutto in questi territori, a degli stress e a degli indici che veramente sono preoccupanti. L'altro giorno eravamo in Regione dove c'è stato un incontro ulteriore, parlando sempre di ambiente, sul Green Public, probabilmente e ancora una volta lì si è ribadito l'importanza di agire, l'importanza di fare formazione, l'importanza di trattare questi temi proprio per accrescere anche nell'immaginario collettivo, nella cultura media di ognuno di noi, questi temi in un territorio rispetto al quale peraltro ci sono veramente degli indicatori che sono preoccupanti. Quest'inverno qui nella pianura padana e anche a Vicenza abbiamo raggiunto livelli di PM10 che superano quelli di Shanghai, e credo che nel nostro immaginario la Cina non sia proprio il paese che ha risparmiato di più l'ambiente e che ha attuato uno sviluppo sostenibile. Bene, però noi pensiamo che la Cina non abbia fatto questo, ma evidentemente non lo abbiamo fatto neanche noi, visto quelli che sono i livelli di inquinamento di questi territori. Ecco, fare a Vicenza l'incontro sull'acqua, visto che i primi 2 erano sui rifiuti, il primo è sul riciclo dei rifiuti, il secondo è stato sull'energia e il terzo sull'acqua, è direi una cosa quasi emblematica, perché se da un lato infatti ci troviamo in un territorio ricchissimo d'acqua che insiste in larga parte su uno degli fondi acquiferi più grandi d'Europa, altrettanto rilevanti sono oggi i rischi e le minacce generati da questo territorio che mettono a rischio il valore di questo bene. Anche su alcuni fronti significativi passi in avanti sono stati compiuti, però i problemi non mancano e spesso sono rilevanti. Le recenti cronache generate dai problemi di PFAS ce lo ricordano. Il seminario di oggi cade in un momento in cui l'acqua è di particolare attualità. L'Europa ci ha appena deferito alla Corte europea per la mancata osservanza di una direttiva del 1991 riguardante l'adeguamento dei sistemi di depurazione delle acque di scarico in 620 agglomerati su di 16 regioni d'Italia, che si aggiunge ad altri 2 analoghi provvedimenti già avviati in precedenza. Alla Camera sono in discussione 2 disegni di legge sulla gestione pubblica dell'acqua, uno in particolare che prevede tra l'altro la cessazione di tutte le concessioni in essere al 31 dicembre 2020 e che sta sollevando un dibattito molto acceso. Il prossimo 22 marzo giunge la Giornata Mondiale dell'Acqua, istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1992, a ricordarci che oltre il 30% della popolazione mondiale, più di 2 miliardi di abitanti, non possiede nella propria abitazione un accesso continuativo e sicuro all'acqua potabile, e a richiamarci sull'importanza imprescindibile di questo bene primario, la cui domanda globale è cresciuta di ben 6 volte negli ultimi 100 anni e continua ancora oggi a crescere al ritmo dell'1% ogni anno. I cambiamenti climatici e l'inquinamento crescente renderanno ancora più centrale l'importanza dell'acqua, destinata a divenire la vera risorsa strategica di questo secolo. L'acqua è un elemento universale che trasversalmente impatta sui cittadini ma anche sulle imprese, sia in termini di costi che di opportunità. Tutto il mondo dell'artigianato e delle piccole e medie imprese, a cominciare dalla manifattura, all'installazione, alla filiera delle costruzioni, ai servizi, alle imprese, all'ICT, ne è coinvolto. Fortunatamente le nuove tecnologie, in particolare di quelle che fanno leva sulla sostenibilità, ci aiutano e possono rendere possibile il raggiungimento degli obiettivi di tutela dell'ambiente, a cominciare dalle nuove tecnologie applicabili al ciclo dell'acqua, che diventano quindi, oggi più di ieri, una formidabile occasione di innovazione e di competitività. Se infatti da un lato, per effetto delle dinamiche demografiche e climatiche, è lecito attendersi un aumento del costo dell'acqua che renderà necessaria un'attenzione crescente all'uso efficiente e attento da parte delle imprese,
Dall'altro si apriranno nuove opportunità per la catena del valore legata all'acqua. Dalla ricerca allo sviluppo di innovazione, all'applicazione di nuove tecnologie, di nuovi prodotti e servizi per dare risposte alla crescente domanda. In una frase, nuove opportunità di crescita per le imprese. L'esigenza di migliorare l'efficientamento della rete per ridurre gli sprechi di un bene sempre più prezioso renderà infine necessari nell'immediato futuro ulteriori importanti investimenti diffusi sul territorio, con un indotto che interesserà nel ruolo di fornitori anche imprese medie e piccole. Nella convinzione che oggi, più di ieri, possiamo coniugare ambiente e sviluppo intelligente, l'iniziativa di Confartigianato Imprese Veneto nasce quindi dalla necessità di poter essere più efficacemente leva di sviluppo a fianco delle imprese, facilitandone l'accesso alle opportunità, dall'altro di essere attori propositivi nelle politiche che possono accelerare questi processi. L'occasione odierna è una di queste prospettive, uno straordinario momento di approfondimento, stimolo e crescita per tutto il nostro mondo. Bene, io vi auguro una buona mattinata, un buon ascolto e un buon lavoro ai relatori. Buona continuazione.